Oddio, non ci credo. Tu sei quello che stira anche i calzini? Tu sei quello a cui urtano il sistema nervoso e i quadri storti a casa degli altri? Tu sei quello che rifà il letto anche negli hotel? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti. Oddio, non ci credo. Tu sei quello che si veste elegante per andare al supermercato? Tu sei quello che si ferma ad ogni specchio per sistemarsi? Tu sei quello che ha un suo selfie come sfondo del telefono? Non ci credo, è proprio un onore incontrarti. Oddio, non ci credo. Tu sei quello che litiga col navigatore perché non è lui che ha ragione, ma tu? Tu sei quello che comincia le frasi con non voglio discutere, ma poi alla fine discute? Tu sei quello che litiga giocando a Monopoli? Finalmente, è proprio un piacere conoscerti. Oddio, non ci credo. Tu sei quello che non perdona se gli rubano una patatina dal piatto? Tu sei quello che dorme 27 ore al giorno e per svegliarsi e scendere dal letto ne vuole altre 27? Tu sei quello che dice nah, non mi interessa, però poi alla fine se la lega sul dito? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti. Oddio, non ci credo. Tu sei quello che non perdona neanche nel sonno? Tu sei quello che si vendica anche solo mentalmente? Tu sei quello che si fida solo di se stesso? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti. Oddio, non ci credo, ma tu sei quello che litiga e poi dice ma stavo scherzando? Tu sei quello che si scusa dicendo sono fatto così? Tu sei quello che parla per ore e poi se ne esce fuori con di che cosa stavamo parlando? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti. Oddio, non ci credo, tu sei quello che cambia umore 6 volte durante un pranzo? Tu sei quello che si sente male se qualcuno si siede sul tuo lato del divano? Tu sei quello che si offende anche solo per come ti guardano? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti. Oddio, non ci credo, tu sei quello che cambia idea mentre la sta ancora spiegando? Tu sei quello che inizia 1000 cose e poi ne finisce solo 4? Tu sei quello che dà consigli che lui stesso non seguirebbe mai e poi mai? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti. Non ci credo, tu sei quello che non si fida di nessuno, nemmeno del meteo? Tu sei quello che ha sempre ragione anche quando sa di avere torto? Tu sei quello che dice sempre non mi interessa e poi alla fine si segna tutto? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti. Oddio, non ci credo, tu sei quello che fa finta di non capire, ma in realtà non ha proprio capito? Tu sei quello che dice è un brutto periodo, ma lo dice da 4 anni? Tu sei quello che fa discorsi profondi anche al cameriere? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti. Oddio, non ci credo, tu sei quello che cambia idea ogni 3 secondi? Tu sei quello che dimentica tutto tranne i dettagli inutili? Tu sei quello che vuole rivoluzionare il mondo ma non ha ancora sistemato la propria stanza? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti. Oddio, non ci credo, tu sei quello che chiede consigli ma poi fa comunque di testa sua? Tu sei quello che dice fai tu ma poi non gli va bene mai niente? Tu sei quello che non litiga ma poi smette di mettere like? Non ci credo, è proprio un piacere conoscerti.